La bocciatura del Salva Venezia finisce in Consiglio Comunale tra le proteste dei dipendenti che rischiano tagli allo stipendio. Il taglio dei 40 milioni previsti dal decreto Salva Venezia. In corso un Consiglio Comunale incandescente nella sede municipale. Protestano i dipendenti del Comune che si vedranno ridotto lo stipendio e protestano le opposizioni che vogliono le dimissioni del sindaco. Per noi Luca Colombo. Io sono assolutamente certo che avremo un ascolto serio da parte del governo non appena questi avrà superato il voto di fiducia. Confido che ne usciremo. Frattanto il sindaco Orsoni e la sua giunta affrontano in Consiglio Comunale la mozione di sfiducia di 19 consiglieri di minoranza. Rimproverano all'amministrazione di centrosinistra di non aver preso misure adeguate per evitare lo sforamento del patto di stabilità. L'affollata assemblea del personale si è trasferita dalla sala civica di Cannaregio a Rialto nel cortile del municipio. Fuori i 5 Stelle criticano una politica di svendite. La scorciatoia è un decreto Salva Venezia. Il nuovo governo dovrebbe approvarlo al più presto per evitare un taglio medio del 20% dello stipendio dei 3.000 dipendenti comunali, effetto di 41 milioni di mancati risparmi. Il Comune però contesta il criterio. Il limite del tetto di spesa non tiene conto di 300 milioni che non ci sono più. Meccanismo ingiusto ma risaputo, accusa il primo firmatario Renato Boraso. Dov'era allora l'opposizione? Io sono il Presidente della Commissione Bilancio. Sono dall'inizio dell'anno che chiediamo il rispetto del patto di stabilità per non arrivare all'ultimo giorno dell'anno che si sono venduti gli immobili di pregio più importanti. Fra i comuni fuori norma c'è pure la Firenze del neopresidente del Consiglio, fa notare qualcuno in assemblea. I sindacati cercano un confronto con il governo e preparano una manifestazione a Venezia, giovedì grasso, sulla ribalta del Carnevale. L'importante è risolvere questa situazione, poi capiremo le responsabilità di chi sono. È tutto, prossima edizione a 00:10. Grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno.